A Padre Benedetto, sono superlativamente lieto della grazia divina che Gesù mi ha accordata col liberarmi dalla milizia completamente. E proprio come risulta dal foglio matricolare, era stato riformato in seguito a rassegna per broncoalveolite doppia, e quindi era il 15 marzo del 1918. Chiaro che questa determinazione che arrivava dalla direzione dell'ospedale militare di Napoli fa seguito al congedato a seguito della suddetta rassegna il 16 marzo del 1918. E su questo foglio, e questo va precisato e va sottolineato, che è annotato che il soldato Francesco Forgione aveva serbato buona condotta e aveva servito con fedeltà e onore la patria. E siamo ai saluti finali. Tra poco, dopo Gesto Day, il coraggio e la speranza di ogni giorno, voglio collegarmi con Felice Piemontese dall'altra parte degli studi. Buongiorno Felice. Ciao Giulia, buongiorno e buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori di Padre Pio TV. Noi siamo pronti anche oggi per una nuova puntata del coraggio e la speranza di ogni giorno. Cercheremo di entrare all'interno di quelli che sono temi di cui se ne parla tutti i giorni, ma che a pochi interessano, che poco interessano. Sono in realtà poi temi importanti, i temi della politica economica, un po' il tema di Trump con i suoi dazi, Draghi che cerca di rilanciare l'Unione Europea, e poi tutto questo lo caliamo nel contesto della storia di chi ha deciso di fare ricerca e di farlo tornando in Italia, restando nell'università italiana senza essere una di quelle fughe dei cervelli. Lo faremo come sempre subito dopo Just Today, tra qualche minuto alle ore 10, sempre qui su Padre Pio TV. Ci vediamo tra poco. Grazie Felice, buon lavoro. Allora mi raccomando, alle 10 con Felice Piemontese, 10:30 verso gli altari con Nicola Morcavallo. Io intanto vi ringrazio anche la regia, Domenico Cavorsi e Giulio Russo, e ringrazio Nicola Morcavallo velocemente, e ci vediamo domani. Grazie a tutti. Buongiorno, il mio nome è Jordan Adams e per gli ultimi 8 anni mi sono svegliato ogni giorno con il dolore lombare, ogni singolo giorno. Il dolore colpisce la zona lombare e mette fuori uso la mia gamba sinistra. Ho dovuto quasi del tutto dire addio alla mia vita normale. Ho provato agopuntura, 4 differenti visite da 4 differenti specialisti, cuscinetti riscaldanti, massaggi, creme. Alcuni di questi metodi hanno funzionato, ma solo temporaneamente. Nessuno ha risolto realmente il problema. Poi ho trovato Instalife. Non so dirvi quanto abbia cambiato la mia vita. Ho finalmente trovato sollievo e il mio corpo rivive nuovamente. Da subito ho indossato Instalife per 2 ore al giorno, come consigliato. Poi sono arrivato fino ad 8 ore al giorno e qualche volta lo indosso anche per andare a dormire la notte. Lasciate che vi dica una cosa, fa esattamente quello che dice di fare. Il mio dolore è scomparso al 100%, non solo la mattina quando mi alzo, ma durante tutto il giorno. Ci sono voluti quasi 20 anni, ma adesso ho una qualità di vita migliore con Instalife. Instalife è un sistema infallibile di agopressione che aiuta istantaneamente ad alleviare il dolore nella zona lombare, lungo tutto il nervo sciatico, sulle natiche e negli arti inferiori. Ma perché un tutore che sta sotto il vostro ginocchio dovrebbe eliminare il dolore lombare? Il dolore lombare si trasmette solitamente attraverso il nervo sciatico, che è il nervo più lungo del corpo. Parte dalla zona lombare e si estende lungo gli arti inferiori. Il cuscinetto di Instalife comprime delicatamente il punto di agopressione nel centro del polpaccio, così da intercettare il dolore prima che possa irradiarsi su e giù per il corpo. I segnali dei nervi scendono e risalgono. L'efficacia del tutore Instalife consiste nel trattamento alla base del problema per aiutare la zona superiore. Scoprirete che ci saranno molti momenti nella vostra vita quotidiana in cui Instalife sarà indispensabile e passerete da un dolore lancinante a sentirvi perfettamente in forma. Se sentite dolore al lavoro potete usare Instalife. Se fa male mentre vi allenate, Instalife è lì per aiutarvi. Più nessun dolore alla schiena mentre giocate con i bambini, più nessun girarsi e rigirarsi nel letto. Trascorrerete una